Poi mi capita, poi seguo un contadino ignorante siciliano di Villa Rosa, zenzero e limone, questo non capisce un cazzo e dà consigli. Poi c'è una mania, il suo tema preferito sono le scorregge. Che fanno bene, bisogna, qualsiasi posto ti trovi la devi fare perché c'è gente che è morta per trattenere una scorreggia. Non so quanti amici ci sono rimasti a questo. Vabbè, saggezza popolare comunque, chi non è d'accordo. Adesso negli ultimi posti giocava uno scambista per scambiare una casa vacanze. Ah, Che lui ha una casa in campagna dove vive. Dice, io do la mia casa in vacanza per la settimana di Ferragosto e voi mi date la vostra casa a mare. Che uno gli dice, scusa, che io ho la casa a mare che la tengo tutto l'anno, la vernicio, la pulisco per farmi la settimana di Ferragosto e la do a te che stai a casa in campagna. E la settimana di Ferragosto vengo in campagna. Tra l'altro lui come proposta metteva pure che tu potevi usufruire delle verdure, degli ortaggi che erano nel suo orto. Cioè, basta che gli annaffi e gli dai una zappatina la mattina, poi ti puoi prendere lattuga, pomodori, zucchine, quello che vuoi. Cioè, però in cambio nella casa a mare mi devi far trovare il frigorifero pieno di pesce. La lattuga costa 550 centesimi, un chilo di benzino costa 40 euro.